trovarci qua tutti insieme per discutere di una cosa, per non solo discutere ma anche decidere linee di intervento come possiamo farlo noi come sindaci, su una situazione che io definisco, l'ho già definita in altre sedi, molto grave. Vedete, io sono sindaco da un anno, non avevo nessuna esperienza prima. Io credo che un comune cittadino che si confronta con un'attività amministrativa, diciamo, di questo genere, di questi tempi, grosso modo dovrebbe uscirne distrutto per i meccanismi, per l'impostazione, per le responsabilità abbinate al fatto che ci sono 3 milioni di problemi. E quindi io credo che da questo punto di vista la manovra incide in maniera severissima nella nostra impostazione. Poi ovviamente possiamo trarre tutte le conseguenze che vogliamo. Però io credo che questa situazione meriti assolutamente che noi usciamo, non magari oggi ma anche nelle prossime occasioni, solo della discussione, verso la definizione di proposte molto precise che io ritengo debbano anche essere esplicitate ai cittadini, perché io ritengo che i nostri interlocutori, oltre che, diciamo, l'attività legislativa, sia anche quella dei cittadini, per riuscire a far capire la situazione, che altrimenti facciamo fatica a far capire. Vedete, io dall'altro giorno, 30 di giugno, ho una situazione per cui la signora che faceva l'ufficio tributi se n'è andata in pensione approfittando, diciamo così, tra virgolette, della manovra, e non posso assumere o non potrei assumere. Quindi da questo punto di vista voi capite l'assoluta difficoltà anche di capire perché ci si trova e mi trovo di fronte alle situazioni che succedono. E quindi io credo, e faccio proprio 3-4 proposte molto precise, che io ritengo possano contribuire a far chiarezza. Prima cosa fondamentale, se diciamo il governo, con questo decreto di legge, si vuole tagliare come quello europeo, certamente se va fatta io ritengo che sia politicamente scorretto tagliare da un lato e porre altri vincoli di altri soggetti dall'altro. La stessa non debba come ricordare per questo tipo di manovra si vedrà tagliare 120.000 euro e riceveva dallo Stato nel 2003 932, fra 2 anni siamo alla metà dei trasferimenti di appunto 5-6 anni fa. Ecco, io ritengo che questo sia un taglio gravissimo. Grosso modo il cordone ombelicale che il comune di Fossata manterrà con lo Stato sono questi 500.000 euro. Di tutto il resto il comune di Fossata sarà ovviamente autonomo con le sue addizionali, con l'ICI eccetera eccetera. Allora dobbiamo capirci, prima cosa, se vogliate tagliare come contropartita non ci mettete vincoli ancora più rigidi, ma ci date maggiore libertà di manovra. E non voglio entrare nella questione dell'ICI che io immagino possa anche creare qualche problema. Quindi io proporrei che per esempio non va assolutamente inasprita la norma sul personale, assolutamente. Non c'è, almeno dal mio punto di vista, nessuna motivazione. Seconda questione, la questione di cui si comincia a parlare in questi giorni, cioè di attribuire casomai agli enti locali diciamo i proventi delle imposte immobiliari. Io ritengo che sia fondamentale esplicitare ai comuni, se qualcuno è in grado di farlo, quali sono i proventi oggi per i singoli comuni che potrebbero derivare dal trasferimento, diciamo così, dell'assegnazione delle imposte immobiliari. Altrimenti io credo che rischiamo di andare più verso il buio che verso soluzioni favorevoli alle amministrazioni comunali. E anche qui senza tirare in ballo esattamente la questione che ne so della compartecipazione, i tributi reali, il dibattito del 20%, del 10 e del 5, che vedo completamente smarrito nel corso degli ultimi mesi. Ultime 2 cose, io ritengo che in questa impostazione di gravità bisogna dire no agli interventi per Roma, per una impostazione di equità. Non ne vedo la logica, non ne vedo la motivazione, ovviamente in una situazione di gravità che vale per tutti. In una logica di gravità che vale per tutti, nessuno tendenzialmente dovrebbe avere
diciamo guardate. Ultima cosa, mi sono sempre opposto alla questione del ridimensionamento delle giunte comunali, dei consigli comunali. Io credo che sia doveroso ribadirlo, perché di lavoro ce n'è tanto, a meno che non pensiamo che 3 persone, 4 persone, 5 persone possono gestire una macchina complicatissima come l'amministrazione comunale, per cui noi dobbiamo anche opporci alle false mentalizzazioni, per cui qualsiasi persona che si dedica un po' di tempo, part-time, portando avanti anche un altro lavoro all'attività amministrativa, per questo sia un onere per la pubblica amministrazione, semmai un evento negativo. Grazie.